Lascia tutto e parte dalla sua piccolissima Romagnano per trasferirsi a Firenze, città d'arte e culla del Rinascimento che ha visto crescere Giotto, Brunelleschi, Michelangelo, Donatello, e proprio sulle loro orme si incammina Albino Todeschini, quando già adulto avverte il richiamo dell'arte che lo induce a resettare tutto e a ripartire da capo, con una storia nuova, coraggiosa e alquanto affascinante. La storia di un artista umile e appassionato che piano piano si comprende, si ritrova e si scopre scultore. Da ragazzo, da bambino non ero il primo della classe, ecco. L'unico voto buono, positivo era il disegno, ecco, quel 10 lì c'era sempre. Dopo ho fatto vari lavori, appunto anche lavorando nel marmo, nel granito, però un lavoro di segherie. Ho fatto altri lavori comunque nei supermercati, appunto per altre aziende e questo verso i 35-36 anni un po' si blocca tutto. Ecco. La passione per l'arte c'è sempre stata, quello sì, inutile. E ho iniziato appunto con questi corsi libri di affresco con l'Accademia Cinaroli con il professor Zocca, Pier Zocca, e ho proseguito dopo 3 anni con il liceo artistico, perciò sono altri 3 anni e dopo 4 anni di Accademia di Belle Arti di Firenze. La laurea è stata il 27 febbraio del 2014 e avevo 45 anni. Proprio al liceo artistico Boccioni, Albino conosce e frequenta l'insegnante e scultore versiliese Renzo Garibaldi, che lo inizierà alla scultura fino a farlo innamorare. Il marmo è la pietra, è la sfida dell'uomo. Il marmo è la memoria dell'uomo, perché alla fine resta, cioè il legno può bruciare, il bronzo comunque può essere rifuso, però il marmo è la memoria. E da una pietra, comunque da una materia che dare un volto, dare un'espressione, un'anatomia, insomma, è una cosa unica. A Firenze si imbatte in una scultura che lo incanta e lo accompagnerà nei 4 anni d'accademia fino a scriverne un libro. È il Crocifisso di Santo Spirito, capolavoro di un giovanissimo Michelangelo. Sì, Michelangelo, ecco, altro pianeta, diciamo che è un marziano che è venuto sulla terra. Un altro scultore comunque fiorentino, Donatello, che comunque lui ha seguito, anche per me è uno tra i più importanti, ecco, che io cerco di seguire. Lavori in corso per lo scultore veronese che abbiamo avuto il privilegio di ammirare all'opera, mentre il suo scalpello disegna amorevolmente ogni dettaglio, ogni millimetro di quel bianco Carrara alla ricerca di una perfezione che pare sempre sfuggire dalle mani. Queste 2 statue sono per la parrocchia di Rosaro, San Daniele Comboni e San Barnaba, e appunto 2 statue che andranno sulla facciata della chiesa esterna. Perché non parli? Urlò Michelangelo al suo Mosè compiuto. Cosa prova invece Albino Todeschini quando giunge il momento di accomiatarsi dalla propria creatura finita? Tutto il percorso della scultura è un travaglio, cioè è un'esperienza comunque di dare la vita a qualcosa, ecco. E penso che quando si è alla fine ci sia quasi un amore e odio, ecco, con la stessa scultura. Grazie maestro.